Siamo alla prima tappa della indagine congiuntura, primo trimestre 2026. Come stanno le nostre imprese? Allora, i dati tutto sommato sono positivi. Poi analizzato nel contesto internazionale e nazionale, ultime previsioni che però guardano a tutto l'anno, ovviamente emergono i primi segnali soprattutto di sfiducia da parte dei consumatori e delle imprese manifatturiere, perché comunque il recente conflitto in Medio Oriente ha impattato su prezzi, inflazione e timori. Congiuntura, primo trimestre 2026. I dati sull'interscambio commerciale, import-export, Venezia e Rovigo. Sono aumentati i flussi nei confronti degli Stati Uniti e dell'India. Ad esempio, per quanto riguarda i mercati di approvvigionamento, si assiste a una diversificazione, soprattutto nel mercato delle materie prime, con l'aumento esponenziale degli acquisti di prodotti siderurgici da Venezuela, che è diventato ad esempio il primo partner per quanto riguarda l'approvvigionamento di prodotti siderurgici per la provincia di Venezia. Venezia tengono i valori grazie soprattutto al comparto alimentare, al comparto dei macchinari. Sono in diminuzione i beni di consumo, quindi l'area del sistema moda, le calzature in particolare. Per quanto riguarda Rovigo, anche qui l'export tiene grazie ai macchinari. Importante dire, per quanto riguarda i flussi in importazione, per l'area di Rovigo si sta trasformando in un hub di importazione di prodotti tecnologici dall'area orientale dell'Asia, soprattutto dalla Cina, dall'India e dal Vietnam, e grazie anche allo stabilimento Amazon nell'area rodicina e alle prospettive di investimento nella zona logistica semplificata nei comuni dell'area di Rovigo. La crescita è stata esponenziale, apparecchi per telecomunicazioni sono stati importati a Rovigo per oltre 800 milioni di euro, e quindi sicuramente sta diventando una piattaforma di distribuzione a livello non solo locale ma nazionale ed europeo, quindi con impatti in termini economici ed occupazionali sicuramente di rilievo. Non c'è nessuna possibilità, nonostante il periodo che forse non è mai stato così difficile e confuso, che essere ottimisti, perché se dovesse essere questo il futuro, non potrebbe essere altro che un futuro difficile.